Il trasferimento di tutte le competenze comporterebbe la permanenza nella regione di circa i 9/10 delle tasse, come scritto espressamente nella legge che dovrebbe però essere approvata dalla maggioranza del Parlamento. Il testo licenziato dalla Giunta in prima lettura sarà ridiscusso tra 2 settimane, dopo un giro di consultazioni con quella che nella seconda delle delibere approvate da Palazzo Balbi viene definita la consulta per l'autonomia. Il nocciolo del referendum ovviamente riguarda l'applicazione degli articoli della Costituzione e quindi la possibilità di avere le 23 competenze e ovviamente il federalismo fiscale conseguente. Poi il testo passerà dal Consiglio regionale e quindi in Parlamento, dove costituirà la base della trattativa tra Regione Veneto e Stato centrale. Parallelamente, con la terza delibera approvata dalla Giunta, si propone a Roma anche la modifica della Costituzione, inserendo il Veneto tra le regioni a statuto speciale. La consulta sentirà tutti gli interlocutori del territorio, gli stakeholders, e ci permetterà di avere informazioni, di avere suggerimenti e pareri rispetto a quello che è il nostro disegno di legge. Entro i primi di dicembre entrambe le leggi dovrebbero essere approvate dal Veneto e inviate a Roma. Non è la prima volta che il Veneto reitera anche questa proposta, per cui per non lasciare inesplorata nessuna possibilità approviamo anche questa. Contiamo di iniziare la trattativa col governo in carica, precisa il governatore Luca Zaia, che è nei pieni poteri per dare il via a questa procedura. Noi non cerchiamo la rissa, cerchiamo la collaborazione, cerchiamo l'applicazione dei dettami dei padri costituenti e non solo a livello di regione, quindi di avere competenze.